saluto e benvenuti appassionati amici della Lega Calcio 8 per questa quarta giornata di Serie A. Si affronteranno qui nel circolo sportivo della Longarina il Mister Jeff e la selezione romana. Parte Liberty dal calcio d'angolo, il palo, direttamente sul palo, pallone messo fuori. Avanti la selezione romana, buca il difensore, arriva Rolli in mezzo per Di Mario, pallone troppo lungo. Caruso gestisce il pallone, la palla dentro a cercare Morosini, il colpo di testa e la grande risposta di Avallone. Calcio d'angolo, Caruso passiccia Avallone, il pallone rimane lì e Davello porta il Mister Jeff in vantaggio, 1-0 Mister Jeff. Che errore di Avallone, colpisce Davello, 1-0. Gentile porta avanti il pallone, Gentile fino in fondo con la punta, Gentile, poi arriva Rolli, spara alto. Fallo laterale per il Mister Jeff, servito Reina arriva Innocenzo dalla grande distanza, traversa. Pallone viene messo in mezzo per la testa di Di Mario, la traversa, pallone che rimane lì e arriva Amaldi, l'uno pari della selezione romana, pareggia i conti Amaldi. Pallone dentro a cercare Morosini cerca lo scambio ma attenzione, calcio di rigore per l'arbitro, segnalato un fallo di mano di Devoto. Dal dischetto per il Mister Jeff va Francucci con il destro e c'è la rete, il vantaggio del Mister Jeff, trasformazione impeccabile di Francucci. Punizione per la selezione romana, parte Di Mario e c'è la deviazione. Esce male il portiere del Mister Jeff, riconquista il pallone Amaldi appoggia in rete e fa due pari, il pareggio della selezione romana, riporta in equilibrio la partita, Amaldi, doppietta personale per lui. Resta in avanti il Mister Jeff, pallone scodellato dentro Morosini, para pallone e rilancia subito in direzione di Di Mario, il contropiede della selezione romana, Di Mario, parata del portiere, occasione sprecata. A girare palla la selezione romana, pallone verso Zezza che scarica il destro, grande risposta del portiere. Calcio d'angolo per il Mister Jeff, ultimazione, il pallone messo fuori ma non c'è più tempo, finisce qui 2-2 fra Mister Jeff e selezione romana. Le due squadre continuano in questo percorso parallelo di classifica, 5 punti a testa. Giusto no, purtroppo il calcio è fatto di episodi e dico che stasera veramente secondo me non è giusto. Abbiamo subito 2 gol da polli e abbiamo sprecato tante occasioni, quindi sono secondo me punti persi. È una partita, insomma, la ritengo persa. Abbiamo fatto la partita, diciamo, tra virgolette, che ci aspettavamo. Ovviamente abbiamo cercato di portare la partita sull'esperienza, perché loro ovviamente sono molto più giovani, sono la squadra penso la più giovane della Serie A, sono freschi, hanno entusiasmo e ovviamente abbiamo cercato di portare la partita sull'esperienza, sul nostro campo. Purtroppo ci ha detto male, anche se poi fondamentalmente siamo riusciti a chiudere la partita, a fare i gol quando ci è presentata l'occasione, però poi abbiamo subito 2 gol in modo ingenuo.